Allora tutti gli tribus di Israele si presentarono di David a Hebron e diserin: Chialemo, no osin part dai tiei vues e de tochiar. Timpin daur, quanche Saul al regnave sore di no, tu eris tu che tu menavis fure dentro Israele, e il Signor ti ha dit: tu passaras il mio popolo Israele, e tu diventaràs restant di Israele. Duci anzians di Israele all'erin d'oglie di David a Hebron, e il re David al fase un pat con loro a Hebron, presince dal Signor, e loro a ungerin David re di Israele. David aveva 30 anni, quanche al monta su, e al regnà par 40 anni. A Hebron al regnà sore di Giude, par 7 anni e 6 mesi. A Gerusalemme al regnà 33 anni, sore di tutti Israele e di Giude. David, cui siei oms, al marcià su Gerusalemme, quintri dai Jebuseos, ca ierin a sta ali e che diserin a David: tu chi no tu metti spit, abbastaran warps e ciuez, a buttati fur tanta di. David non li entrerà chi dentri par mai. Ma David al chiappà la fortezza di Sion, che è la città di David. In che dì David al disè: tutti quei che urdaran un puesta ai Jebuseos e cavigneran su pal canal, riguarda ai ciuez e ai warps, David nol poviodiu, perché el si dis: warp e ciuet non mettaran pit tal templi. David si sistemate fortece e le clamà citat di David. Po David al fase su un mur torator, dal Milo fin dentri. David si slargiava sempre di plui, e il Signor, Dio de schiris, aliere con lui. Chiram, re di Tir, al mandà di David i siei mes, con len di cedri, carpentirs e scarpellins, par fai su une chiase a David. Allora David al fo sigur che il Signor lo aveva mettut re anche per sore di Israele, e cal chiamave di gloria il Soream, par vie dal suo popolo Israele. Rivad di Hebron, David al chiolè atris concubinis e feminis a Gerusalemme, e in asserin fiis e fiis. Vecchi i noms dai fiis c'avuz a Gerusalemme: Samue, Soboab, Nathan, Salomon, Ibcar, Elisue, Nefeg, Iafie, Elisama, Eliada e Lifelet. Appena che i Filisteos avvenirin a savè che avevin ungiut David, re di Israele, all'erin su par brincalu. A che stegnove David allea parasite fortece. I Filisteos arrivarin e si metterin te valade dai Refaim. Allora David all'interpellà il Signor: aio di taccai Filisteos? Al domandà: mai metteras tu stes mes mans? Il Signore rispondè a David: va sigur, io ti metterai Filisteos testos mans impreteribil. Allora David allea a Baal Perazim, e lì David iu frucià. Al disè: il Signor mi ha vergiut un sbrec, tal miec dai miei nemis, precis che islambris ca fasin di saghis. Alle parchel che i metterin non a di quelluc Baal Perazim. I Filisteos avevin abbandonat lì i lor dius. David e la soint urai portare in vie. I Filisteos attornarin una 3 volte alla su e si postarin te valade dai Refaim. David all'interpellà il Signor, che i disè: non sta tacaiu par denante, ma volte par da ur di lor, e plombiur intor in face dai pomulars.
Quando tu s'interrasse sun sus di talpadis sulla spicce dai pomulars, in che volte spessè. All'è il Signor, che alies denan di te, parbatti l'esercit dai Filisteos. David al fasè da Ur che aveva ordinato il Signor, e al battei Filisteos di Gabaon, fine mai alla entrate di Gezer.